E dopo l'incendio alla Zecchini SRL, di nuovo un incendio in Alta Padovana, questa volta a prendere fuoco è stato il silos di una falegnameria di Fontaniva. L'azienda in questione è la TPB di via Fermi 5 e questo è ciò che resta degli oltre 150 metri quadrati dell'area produttiva dopo l'incendio scoppiato attorno alle 8:30 di questa mattina all'interno del silos che raccoglie gli scarti di lavorazione. Ingegnere, come si è sprigionato l'incendio? Durante le lavorazioni scintille che sono state durante l'operazione di taglio che si sono propagate all'interno del silos di raccolta truccioli, sì. Cos'è andato distrutto? Purtroppo tutta l'attività lavorativa, i macchinari sono stati seriamente danneggiati e anche parzialmente le strutture. Da una prima stima i danni supererebbero i 100.000 euro, da verificare lo stato in cui versa la struttura, mentre è completamente da rifare l'impianto elettrico. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme, l'incendio infatti ha interessato solo una parte dell'azienda. Sul posto, oltre alla squadra di Cittadella, anche i vigili del fuoco di Padova e di Bassano e i tecnici dell'Enel per isolare la linea elettrica. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, 4 quelle impiegate in azienda, 2 delle quali erano al lavoro al momento dell'incendio.